Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento di Buongiorno 131, mercoledì 3 dicembre, giorno di Napoli-Cagliari, ottavo di finale. Diamo subito il buongiorno al nostro Francesco. Ciao Fra, ben Giorno trovato. di Napoli, bello, mi sei piaciuto come hai scandito. Hai visto? Così Moceri, non maledetto. Sabotaggio? Mi sta tartassando da ieri, ma giallo becco. Giallo. Giallo becco, giallo, sì. Stai Alla tranquillo grande. che lo becco. Alla grande, Non alla ti grande. preoccupare. Salutiamo Ignazia, ben trovata, salutiamo Stefano, buongiorno ragazzi, speriamo di vedere un bel Cagliari oggi. Ci sarà ampio turnover o come diceva ieri Francesco un 5-6 riserve, mi pare di aver capito, debba giocare Caprile. Buongiorno Traccada, sì, Caprile gioca, l'ha detto, quindi L'ha dobbiamo detto lui. prendere, l'ha detto lui, quindi Caprile al primo minuto e ci potrebbe essere anche la possibilità per Kilixoi e Rodriguez, sono stati convocati anche Grandu, 3P, Sulev, quindi vediamo un po' che formazione ci sarà. Anche il Napoli, tante assenze, 8 cambi rispetto alla parità contro la Roma, quindi ciò non vuol dire che diminuisce nettamente il valore tecnico del Napoli, però comunque ha 8 titolari in meno. Sì, vabbè, è evidente per la parità di oggi bisognerà capire soprattutto se il Napoli vuole ripetere l'esperienza dell'anno scorso, cioè quella di uscire subito, vi ricorderete, col Frosinone, Sì, era con giusto? Frosinone, sì. Frosinone di Angelozzi. Perché Conte aveva in testa soltanto il campionato, soltanto lo scudetto, poi per come è finito il campionato, è finita la stagione, ha avuto ragione, ha avuto ragione lui, quindi Traccata grande. vedremo un po' sinceramente se il Napoli. Guarda, ieri ne parlavo col mio amico con cui sono andato a giocare a calcetto, stiamo rientrando verso casa, e dicevo, secondo me se Conte vuole uscire effettivamente dalla Coppa, è meglio che lo faccia oggi rispetto al turno successivo, perché il turno successivo magari vai a incontrare una big, quindi non puoi fare tutto questo turnover, perché se giochi, adesso io non mi guardare il tabellone, non mi ricordo quale sia il prossimo Fiorentina Como. avversario. Fiorentina Como, la Ecco, vincente di Fiorentina Fiorentina Como. Como. Ecco, metti che vai con la Fiorentina o con lo stesso Como, e magari hai difficoltà anche a schierare i ragazzini e tutto. Quindi a questo punto meglio metterli oggi e provare a vincere così. E sarà lo stesso ragionamento che farà Pisacane. È evidente che la concentrazione e la testa siano sul campionato, e per quanto poi all'inizio dell'anno Coppa Italia era stato detto no, ma noi ci teniamo a fare bene. Sì, insomma, sono tutte dichiarazioni che poi lasciano anche abbastanza il tempo che trovano. Ripeto, vedremo. Sicuramente sarà la parità giusta per vedere qualche giovane. Io, come dicevo ieri, sono sempre più convinto, poi alla fine la scelta di Caprile, vedi, va assolutamente in quella direzione, che comunque ci saranno alcuni giovani, ma anche molti titolari.
cioè un giusto utilizzando mix, certo. utilizzando i 5 cambi, poi riesci a fare un po' di minutaggio per chi, cioè nel senso, magari fai fare tutta la partita a chi ha giocato di meno finora, e invece i titolari te li centellini, no? Cioè metti prima uno, poi l'altro. Ci Per sta. cui vediamo, vediamo. Sicuramente è un'occasione importante per Kilixoy e Rodriguez, che sono un po' i due principali buchi neri di questo mercato ora estivo, oramai già lontano, visto che siamo più vicini a quello invernale, e soprattutto per capire, no, l'ho detto ieri Pisacane, poi lo ascolteremo anche nelle dichiarazioni, bisogna capire anche che tipo di risposte daranno, perché, ripeto, il mercato è vicino, quindi credo che questo Cagliari non si possa permettere il lusso di perdersi per strada giocatori, visto l'infortunio di Belotti, che sappiamo che rientrerà tardi e non sappiamo chiaramente in che condizioni torneranno. Quindi, insomma, vediamo. Sono molto curioso. Assolutamente. Come hai detto bene tu, il focus è Curioso, vedere... quindi non è che... co- La Non, verità è che io non ho sono capito. sempre curioso. Ah, beh, certo. Però oggi sicuramente la possibilità di vedere Kilixo e Rodriguez, presumo dal primo minuto, bisogna anche capire se poi avranno i 90 minuti. Però è Certo. già un inizio e capire, ecco, la partita di Coppa Italia, al di là del risultato, perché io penso che oggi il risultato sia importante, nel senso che è ovvio che un risultato positivo darebbe comunque nuova linfa, nuova benzina in vista della sfida contro la Roma, ma è ovvio che il focus è la sfida in campionato contro la Roma e oggi è una possibilità, un'ottima occasione per provare chi ha avuto meno minutaggio, ma anche qualche giovane, e vedere un po'. È ovvio che magari non li puoi andare a provare nella sfida contro la Roma dal nulla. Non è che contro la Roma ti trovi Kilixo e Rodriguez al primo minuto. Col Napoli in Coppa Italia sicuramente lo puoi fare. E lì si vedrà poi, insomma, capire anche come giocheranno. Nessuno dice doppietta Kilixoi e Rodriguez annulla Luca, magari. Però bisogna capire anche lo stato di forma, come si muoveranno in quello richiesto da Pisacane, perché il problema probabilmente è anche tattico, il problema è anche capire che tipo di movimenti ti richiede Pisacane. Oggi è sicuramente un buon banco di prova, io non vedo l'ora di vedere la partita stasera, ti dico la verità, proprio per vedere come se la giocherà il Cagliari. Allora, Sì, è sempre quello. sul discorso del mix, buongiorno Nicolas, ben trovato, buongiorno Mauro, ciao Violetta, ben trovata, salutiamo anche Nicola. Allora, Davide dice, secondo me se il Napoli oggi decide seriamente di passare il turno non ce n'è per nessuno anche con le riserve. Per oggi sarebbe importante almeno fare una prestazione positiva al di là del risultato, che è un po' quello che si stava dicendo fra, al di là del risultato. Oggi, ecco, oggi devi vedere la prestazione al di là del risultato. Devi vedere qual è la risposta di chi ha giocato meno e anche di chi, meno male che posso dire, meno male che Floruccio non è stato convocato, almeno si riposa, che altrimenti avrebbe giocato dal primo minuto anche contro il Napoli. E serve un Può Floruccio al essere. 100% contro la Roma, assolutamente. Palestra ci sta anche lui. Diciamo che il suo l'ha fatto anche contro la Juve, ci sta a dargli comunque una parità di riposo perché contro la Roma sarà fondamentale anche il suo apporto, anzi soprattutto il suo apporto, visto che diciamo che nelle ultime 5-6 partite forse poche volte non è stato il migliore in campo. Tolti che ovviamente chi ha segnato, ovviamente. Abbiamo doppiato i Borrelli, Esposito, però ci sta come decisione. Ti dico la verità, mi ha un po' stupito il fatto che giochi comunque Caprile al primo minuto a Napoli. Beh, a me stupisce fino a un certo punto, nel senso che comunque è la risposta chiara al fatto che comunque devi mettere un giocatore, o meglio, devi mettere la squadra in condizione di poter essere comunque competitiva, e come lo fai mettendo il tuo top player, visto che l'altro l'hai lasciato a casa, che è Palestra. Giustamente, ribadisco, perché poi insomma, so che aveva un piccolo problemino, quindi Quindi ci potrebbe essere Kirixoi, anche Esposito magari non partirà dal primo minuto.
C'è già una formazione, Luca dice 4-3-1-2, Caprile, Di Pardo, Rodriguez, Luperto, Idrissi, Cavoti, Prati, De Iola o a dopo, Gaetano, Luvumbo e Kilixoi. Ma anche Cavoti oggi potrebbe giocare dal primo minuto, Fra. Io me lo Come ci possa aspetto. detto. Cioè, Cavoti è un altro di quei giocatori che magari ha avuto troppo poco spazio, visto anche un po' le rotazioni a centrocampo e visto anche un po' di problematiche a centrocampo, di condizione, di movimenti, di ruoli. Insomma, secondo me Cavoti poteva avere un po' più di spazio, Fra. Sicuramente sì, lo è stato detto anche di recente. Il problema di Cavoti è che parte dietro nelle gerarchie, perché in quel ruolo ci sono giocatori più, tra virgolette, titolari sulla carta, cioè giocatori che hanno un ruolo a livello gerarchico più alto. Penso a Gaetano, penso allo stesso Folorunscio. Poi sai, il Cagliari in questo momento ha giocato sempre con due trequartisti fasulli in qualche modo, cioè con Esposito e Folorunscio, e quindi anche lì, anche sulla tre quarti, poi magari la concorrenza è aumentata ulteriormente. Caputo è un giocatore che può fare tutto, può fare la mezzala, a sinistra, a destra, trequartista da solo, trequartista a due dietro l'unica punta, trequartista a tre dietro l'unica punta, cioè è un giocatore veramente di grande talento, e forse, se non il giocatore, tra i 2 o 3 giocatori più tecnici in assoluto che ha il Cagliari in rosa. Oggi è la partita giusta per dargli spazio, per vedere, soprattutto per capire se c'è la possibilità di poterlo utilizzare in campionato. Ma vedo che ci ha raggiunto Sì, sì, il ospite di oggi. e lo facciamo entrare. Eccoci, buongiorno Giuseppe. Buongiorno a Buongiorno! Bentornato, bentornato Giuseppe Boi del Tirreno, bentornato a Buongiorno 131. Come Come stiamo, stai? Giuseppe? Un po' raffreddato, c'è questo raffreddorino che sta un pochettino Latente. su tutti, latente. Oggi è Un po' stato maledetto, diciamo così. un risveglio difficile dopo una notte un po' complessa, però non siamo ancora da ricovero, magari fra un po'. Salutiamo anche Nicola Muscas, amico e collega, doveva intervenire anche lui stamattina, ma proprio per lo stesso Esatto. motivo di Giuseppe, ma un po' più grave a quanto sembra. Insomma, quindi Nico, rimediti presto, ti aspettiamo settimana Assolutamente. prossima. Allora, con Giuseppe, caro Luca, vogliamo fare un discorso un po' più ad ampio respiro, nel senso che comunque abbiamo la fortuna di avere un amico e collega che segue, oltre il Cagliari, anche una delle altre squadre che in questo momento sono maggiormente, direi, Giuseppe, nell'occhio delle cronache, ovvero il Pisa di Alberto Gilardino, una squadra neopromossa, una squadra che non stava in Serie A da tantissimi anni, da 35 anni per essere precisi. Il mio primo campionato, che ricordo, 90-91, indimenticabile l'album delle figurine Con Claudio Ranieri in panchina. con Claudio Ranieri nel Cagliari e Simeone Padovano nel Pisa. Detto ciò, dicevo, per capire un po' anche tutte le varie differenze che ci sono in questa stranissima lotta salvezza, mi viene da dire, perché stiamo assistendo a una lotta salvezza con un alieno, che è la Fiorentina, che è alieno perché ovviamente nessuno di noi, ma neanche i peggiori critici e detrattori della Fiorentina si potevano aspettare una cosa del genere. E questa Fiorentina che resta là sotto a insomma 6 punti, 0 vittorie, così come il Verona, squadra che invece era ampiamente preventivabile che potesse stare in quella posizione. E per il resto tante altre squadre, c'è chi ha già cambiato allenatore, c'è chi continua a insistere sull'allenatore giovane, quindi Cagliari e Parma in questo caso, con 0 esperienza in panchina e cercando di sviluppare un po' di esperienza in campo, magari esempio del Parma che si è rotto Suzuki, ha preso Guaita, 40enne portiere spagnolo con esperienza in Liga e Premier League. Insomma, mi sembra, Giuseppe, di vedere una lotta salvezza molto eterogenea, cioè non c'è più la classica lotta in cui tutte giocano male, tutte faticano,
Cioè ogni squadra ha un suo perché fondamentalmente, e in tutto ciò il Cagliari, dopo aver dimostrato di avere il suo perché all'inizio, questo perché lo sta un po' perdendo andando avanti, partita dopo partita. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Diciamo che purtroppo va detto che il Cagliari in questo momento è la squadra in fase calante nella lotta a salvezza. Insieme al Verona è quella che è più in difficoltà, le altre per un motivo o per un altro, come hai detto tu, con il cambio di allenatore. L'esempio è naturalmente il Genoa di De Rossi, hanno avuto una scossa, il Cagliari era partito benissimo, poi è iniziato ad appiattirsi, a non crescere più, io l'ho definito un Cagliari a crescita zero. In un torneo invece in cui le altre stanno man mano crescendo. Parlavamo del Pisa, il Pisa è una squadra che pian piano, punticino dopo punticino, prestazione dopo prestazione, sicurezza dopo sicurezza che acquisisci sul campo, man mano è lì, ci ha raggiunto, ecco. È una lotta alla retrocessione che andrà poi rivista dopo il mercato di gennaio e nelle prossime partite, perché Lecce è molto avanti, è più avanti di noi, ma non è una squadra che sicuramente può prendere, scappare e togliersi in fretta la lotta. Lo stesso Torino è lì che non si capisce se è carne o se è pesce, se è squadra da metà classifica o se rischia di essere inglobata. La Cremonese che gioca un calcio pessimo ma fa il risultato. Bravissimo Nicola, è una squadra costruita a sua immagine e somiglianza, e forse quello che Nicola non ha mai avuto in tutta la sua carriera adesso c'è, sta dimostrando che le cose le sa fare, per carità, le aveva dimostrate anche a Cagliari. L'unica cosa che personalmente io le ho sempre criticato, ma le ho criticato a Cagliari come gliel'ho criticato quando ci siamo incrociati a Salerno, a Crotone o a Empoli, è il fatto di avere un'idea di calcio, avere solo quell'idea di calcio, adattare tutti i suoi giocatori a quel tipo di idee di calcio, rischiando o di non valorizzarli o anche di non avere delle prestazioni importanti. E poi c'è la Fiorentina. La Fiorentina è una situazione complessissima da valutare e da analizzare. Sento un ritorno in cuffia, non so se sono io, una specie Sì, di... anche sì, prova a uscire e rientrare per vedere se è qualcosa Se il di... collegamento. Esatto, il collegamento. Vai, Un ti attimo, aspettiamo. ritrovo. Sì, sì. No, un ragionamento molto, molto, molto interessante quello che sta facendo Volevo Giuseppe, sapere perché poi effettivamente è, ripeto, aumentare le nostre conoscenze, chiedendo e informandoci anche su altre realtà, grazie alla fortuna di avere ottimi amici e colleghi che, insomma, che ci danno questa possibilità, credo che sia fondamentale anche per i nostri ascoltatori. Riproviamo Giuseppe, vediamo un po'. Sì, eccomi, adesso non si sente più il fruscio, ha smesso di Perfetto. piovere Perfetto. sulla direttrice Cagliari-Pisa, ha smesso di piovere. E ti dicevo, e poi Esatto. c'è, nel discorso dicevo, poi c'è questa Fiorentina. La Fiorentina è un caso a parte perché nonostante i detrattori di Pradè e della sua campagna elettorale, scusate, Anche misunderstanding. quello elettorale. Avevo iniziato la mattina lavorando sulla politica, quindi capite un po' che... Ci sta. Sulla sua campagna acquisti, la Fiorentina è una squadra forte, completa, che c'è tanti giocatori e tante qualità. Hanno sbagliato probabilmente l'allenatore, questo è indubbio. Pagano anche errori precedenti, quando loro hanno smantellato nel gennaio scorso una squadra che aveva già un'identità, perché la crisi della Fiorentina non nasce in questo periodo, nasce già dal gennaio dell'anno scorso. Volavano al quarto posto in classifica, decidono per ragioni tecnico-tattiche di rinunciare ai sottili, di rinunciare a tutte le mezzali, tutti i trequartisti, e la Fiorentina man mano cala rispetto a un inizio che era stato folgorante anche grazie a un grandissimo King. La Fiorentina però è forte anche adesso, è una squadra che può uscirne, però c'è tutto un contesto ambientale, societario, che rischia di essere esplosivo. Cioè, Comisso non si fa vedere a Firenze da mesi, ha
e gli facciamo i migliori auguri di pronta guarigione dei problemi di salute, però si rincorrono le voci di un suo passare la mano, voci che peraltro si rincorrono da quando il Comune di Firenze non ha dato il Franchi in concessione alla Fiorentina e ha deciso di ristrutturarlo lui, con tantissime polemiche legate ai tempi dei lavori, ma anche con la società che aveva investito tantissimo sul Viola Center, che è un centro sportivo che poco ha da invidiare al Coverciano, che si trova tra l'altro lì a 2 passi, ma da quando è iniziata questa cosa il commisso ha rallentato. Infatti quest'estate, quando si diceva, quando si parlava no, ma la Fiorentina vuole piccoli, da Firenze la notizia è vogliamo piccoli ma ai nostri prezzi, ossia prestito più eventuale diritto di riscatto. E invece poi hanno sborsato, hanno deciso di fare l'investimento a sorpresa. I primi a essere sorpresi erano anche persone che conosco molto vicine alla proprietà. Detto questo, sì, sarà una salvezza difficile. Secondo me anche serviranno probabilmente anche qualche punto in più, però vediamo, ecco, perché si corre a strappi. Sì, tra l'altro, poi Luca, hai una domanda, poi No, continui. è semplicemente vai. il discorso legato a questa lotta a salvezza, dove la Fiorentina effettivamente a livello di rosa è quella che non ci sta a far niente là, però rispetto a tutte le altre squadre ha delle problematiche interne, ha delle problematiche forse anche a livello mentale, perché comunque se dobbiamo vedere un po' tutti gli attaccanti, hai Ken che comunque ha 2 gol, Borrelli ne ha 3. Già questo, ma non per Borrelli quanto perché nel rendimento che ha avuto la scorsa stagione. Gudmundsson è comunque un giocatore completamente diverso rispetto a quello del Genoa, anche quello della prima Fiorentina. Il cambio di allenatore, un ambiente che non è facile, perché lì a Firenze, anche se sei terzo, c'è comunque polemica, figuriamoci ultimo. E poi c'è una statistica che io continuo a ribadire perché è un dato di fatto. Chi ha fatto 0 vittorie nelle prime 13 giornate in Serie A non si è mai salvato, e ce ne sono ben 2, Fiorentina e Verona, che sono le uniche 2 squadre che non hanno ancora vinto. Il Cagliari, insieme a loro 2, è la squadra che non vince da più tempo tra quelle che lottano per la salvezza. Ricordiamo la vittoria col Parma e la vittoria di Lecce consecutiva, e poi dal 19 settembre non c'è stata più una vittoria. E quindi ti chiedo su questo, ahimè, tra le squadre che lottano per non retrocedere, il Cagliari è una delle squadre messa peggio a livello di prestazione e a livello di risultato. Quindi ci vuole una sterzata, uno switch, un cambio di passo necessario. Purtroppo sì, i numeri sono quelli, cioè la squadra più in difficoltà insieme a Fiorentina e Verona. Ti faccio l'esempio del Pisa. Io oggi ho scritto un pezzo che avrei voluto scrivere per il Cagliari, perché parlo delle qualità che ha messo in campo il Pisa in queste prime 13 partite, ossia grandissimo cuore, grandissimi polmoni perché c'è una preparazione atletica importante, solidità, tantissima solidità e umiltà. Ora il Cagliari non possiamo accusarlo di non essere umile, assolutamente, non mi permetto mai di dire questo, però polmoni non ne vedo, perché la squadra è sempre, sembra essere in ritardo da un punto di vista fisico. La solidità l'ha persa. Però ti sento male, lo sai, Perché Giuseppe. adesso c'è Ah, una ok, telefonata, ok, adesso il ok. problema è una telefonata in arrivo adesso. Ah, ecco. Sono problemi. C'era un motivo. Ecco, ok. Questo, infatti adesso non dovrebbe sentirsi più. Perfetto. Cagliari aveva una sua solidità, l'ha mostrata nelle prime 3-4 giornate e poi è andata a perdersi. Il cuore, io non ho più visto il cuore del Cagliari da Verona, ossia quella voglia di ribaltare continuamente la situazione, di opporsi alla cosa. Non ne so i motivi, mi chiedo perché, non trovo una soluzione, anche perché da un punto di vista tecnico, se tu confronti il Cagliari, se tu confronti il Pisa, non c'è partita. Certo. Però sta mancando qualcosa a livello di gruppo, sta mancando qualcosa a livello di spogliatoio, sta probabilmente mancando anche qualcosa a livello di guida tecnica, è indubbio.
messa in conto, perché è stata messa in conto dall'inizio la possibilità di fare dei rischi, però anche il buon Pisacane deve provare a cambiare marcia, cambiare rotta. Io mi immaginavo un Cagliari come il Pisa. Il Pisa è una squadra che è stata costruita da Gilardino partendo dalla difesa, trasformando dei perfetti sconosciuti, tra virgolette naturalmente, mi perdonino, come Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti, ecco adesso mi viene l'ultimo, e Calabresi, Calabresi. Con Albiola anche, ricordiamolo. Che fa da tutto però, che fa da chioccia. In uno delle difese meglio sistemate della zona destra della Serie A. È una squadra che prende pochi gol, escluso l'Acquaterna che ha preso a Bologna in una partita molto complessa che andrebbe poi che devi analizzare oltre i numeri, perché quando tu sei neopromosso perdi uno dei tuoi migliori giocatori, il Touré, dopo 15 minuti, era il Bologna che stava schiacciando i sassi e che poi dopo venne a Cagliari e mostrò quanto era forte, quanto era in forma. Escludo quella partita e i 3 gol presi a Napoli, e ci sta di prendere 3 gol a Napoli, speriamo non noi stasera, è una difesa che regge, che tiene. Da quella base piano piano lui ha costruito un'identità di squadra, ha costruito una solidità di squadra, una squadra in cui poi tutti aiutano tutti, non solo corrono, ma se Piccinini, che ha fatto una gran partita domenica con l'Inter, è in difficoltà, c'è sempre il Lebischer che gli dà una mano d'aiuto, il Touré che accorcia, il Caracciolo che esce fuori per aiutarlo al centrocampo. Un'idea, una cosa che purtroppo io al Cagliari non sto vedendo, dove invece fanno le belle statuine, permettono alla Juventus di passare la palla a Ildiz e Ildiz di segnare, dopo appena di fatto netti, li ha calcolati Francesco se non mi sbaglio, 18 secondi, considerando il gol. È complessa, è una situazione complessa che spero trovi una soluzione. Sì, no, su questo volevo poi anche sottolineare un altro aspetto, secondo me abbastanza centrale in tutta questa lotta, che tu prima hai parlato giustamente di Nicola. Effettivamente Nicola quest'anno sta raccogliendo, l'ho detto anche ieri, sta raccogliendo quello che l'anno scorso non aveva raccolto, soprattutto nel girone di andata, perché l'espressione squadra a sua immagine e somiglianza è totalmente calzante. Evidentemente il Cagliari non era a sua immagine e somiglianza l'anno scorso, ma non lo è probabilmente in questo momento neanche immagine e somiglianza di Pisacane, perché Pisacane, torniamo indietro con i mesi, con l'analisi, aveva in primavera una squadra che, insomma, una difesa praticamente ermetica, in cui tra portiere e 3 centrali non passava nulla, aveva 2 quinti molto abili in corsa, molto bravi però anche ad avanzare, non solo a difendere, come Arba e Grandu, 3 centrocampisti centrali tra play, mezze ali, in cui sapevano fare un po' tutto, penso a Liteta, penso a Marcolini, penso a Baldé, ogni tanto giocava anche Simonetta che era un 10 puro, eppure riusciva a giocare da mezzala, riuscendo a essere utile alla squadra e performante, e poi davanti 2 attaccanti magari non bomber come potevano essere Bolzan e Vinci Guerra o 3P o chi per loro, pronti a fare la guerra e poi a pungere in ripartenza in contropiede. Non mi pare che quest'anno il Cagliari sia in questo momento, soprattutto poi dopo il grave infortunio di Andrea Belotti. Faccio due esempi, infortuni grossi, gravi, come quello di Belotti ce ne sono 4 o 5 in Serie A. Uno c'era il Cagliari appunto con Belotti, l'altro c'era il Verona con Suslov, e guardate il Verona quante difficoltà sta facendo senza il suo trequartista bulgaro, senza poi citare ovviamente le big, perché le big da quel punto di vista ci riguardano poco. Ora si è fatto male Berardi nel Sassuolo, io non so se il Sassuolo sarà uguale a livello di performance anche in questo mese e mezzo, 2 mesi, non so quanto resterà fuori, ahimè, Berardi. Per cui ci sono secondo me tanti elementi che concorrono poi anche alla difficoltà che sta vivendo questo Cagliari. E come si esce da questa soluzione, da questa situazione? Perché secondo me una soluzione potrebbe essere semplicità.
cioè cercare di semplificare il più possibile le cose, no? Cioè, perché quando tu stai male, io faccio sempre l'esempio alimentare, visto che mi piace tanto mangiare, credo che si veda anche. Cioè, se tu hai la gastrite, la gastroenterite, quello che è, non è che ti metti a mangiare cose condite, piccanti, elaborate e quant'altro. Vai di cose semplici che il tuo corpo può assimilare senza grossi problemi. Una volta che ti sei ripreso, poi puoi di nuovo passare, no? Anche a quello. E come la vedi tu? Poi c'è un altro discorso che voglio chiederti proprio sulla gestione dell'allenatore. Il calcio è un gioco semplice. Passaggi, 90% sono un passaggio da una parte da un giocatore all'altro, poi dipende se lo fai indietro, se lo fai in verticale o se lo fai in orizzontale, ma è un gioco estremamente semplice. La semplicità vince sempre nel calcio. Quando ti vai a inventare delle soluzioni particolari, o ti chiami Guardiola, ma di Guardiola non ne vedo in giro, e non solo a Cagliari, ma in tutte le squadre che lottano per la salvezza. Sì, ma Como non lo considero lotta a salvezza, e ti dirò non lo considero neanche campionato italiano. Cioè, eravamo insieme, è un altro modo di... È un altro sede mondo. Staccata della Spagna. Sì, cioè, esatto, la 21esima squadra della Liga praticamente. È veramente una realtà da un punto di vista tecnico, tattico, economico, che andrebbe analizzata in maniera a sé stante rispetto a tutti gli altri. Dicevo, facciamo le cose semplici. Io una delle cose che ho criticato in queste settimane a Pisacane è per esempio il fatto di non aver fatto ancora delle scelte, non aver scelto un modulo base, non aver scelto un 11 base, non aver messo dei pilastri, degli elementi su cui potersi poggiare. Lui e chi scende in campo. Come dicevo, lo dicevo proprio a voi, alla fine gli allenatori che non hanno fatto questo alla fine sono tutti andati via, escluso Pisacane, perché è andato via Tudor, è andato via Pioli, è stato esonerato Vieira, non è più sulla panchina Juric, che era un altro ancora che cambiava continuamente l'11 base in cerca di soluzioni. Secondo me Fabio si deve concentrare su questo, si deve concentrare di trovare i suoi uomini, anche per fare gruppo, si deve concentrare sul trovare un'idea e mettere in campo quella e magari ripeterla, perché se tu fai una cosa bene oggi e poi passa nel dimenticatoio nella prossima partita, tu non hai costruito niente ancora. Cioè devi avere una continuità, questa è la mia personalissima idea, magari sbagliatissima, ecco, però la penso così. E poi signori, secondo me bisogna che è un errore che fanno tanti allenatori, è quello che ha limitato Nicola nella sua carriera. Non puoi pensare di essere un Fabregas oppure un Capello degli anni d'oro del Milan o un Trapattoni degli anni d'oro della Juventus che dici voglio quel giocatore perché voglio fare questo tipo di gioco, voglio tra l'altro perché voglio fare quest'altro. C'hai una rosa, c'hai un gruppo e devi valorizzare quel gruppo. E valorizzare quel gruppo significa che tatticamente tu ti devi adattare a quello che è il materiale che hai a disposizione per valorizzarlo. E non solo dal punto di vista economico, ma per valorizzarlo sul campo. Perché se a me oggi mi chiedi di non scrivere più, ma di condurre una trasmissione, magari te la conduco anche, ma lavoro meglio scrivendo. I miei pensieri li esprimo meglio quando davanti a una tastiera ho il tempo per leggere e rileggere piuttosto che condurre una trasmissione. Se tu sei terzino destro, è inutile che continui a fargli fare il braccetto. E parlo di Zappa, che è un errore che si ripete nel corso degli anni, secondo il mio punto di vista. Io spero che lui ritrovi quello che era l'inizio dell'avventura del Cagliari, quando diceva il terzino fa il terzino, il difensore fa il difensore, gli uomini nel posto giusto, cioè cercare di uscire da quel loop in cui è entrato paradossalmente da quando non c'è più Belotti, ossia cercare di trovare delle soluzioni che purtroppo non stanno portando da nessuna parte, anche perché spesso e volentieri sono un po' cervellotiche. Pensiamo al Folon Ruscio. Folon Ruscio è stato utilizzato in una marea di ruoli, in una marea di posizioni.
Anche lui non sa bene, secondo me, più cosa deve fare. È importante che ritorni quel Pisacane concreto, e che concreta sia ancora la squadra. Difendiamoci come abbiamo fatto a Como. A Como abbiamo fatto una difesa perfetta. Quel 4-5-1 di Como, con anche Esposito falso 9, sono convinto, non c'è riprova, ma io personalmente sono convinto che avrebbe fatto risultato a Genoa, col Genoa, e avrebbe fatto risultato anche con la Juventus, perché era una squadra solida che aveva un'identità, in cui i giocatori, escluso la prova di Gaetano un po' più indietro, erano nei loro ruoli. Gli stessi Mina e Luperto. Mina soffre tantissimo quando gioca a 5, perché in tutta la sua storia non ha mai giocato a 5. A Firenze lui se ne andò via da Firenze perché gli facevano fare gioca a 5, oltre che per i suoi muscoli di cartavelina. Cioè, non adattiamo i giocatori al ruolo, adattiamo il ruolo ai giocatori. E poi, signori miei, devono correre. Bisogna correre. In campo si corre. Abbiamo visto in questo periodo una squadra stanca, poco reattiva, che sembra non avere problemi di preparazione atletica. Ecco, questo va subito fugato. Prima è passata l'immagine di De Iola. Ecco, De Iola è il modello a cui ispirarsi. Non mollare mai, correre sempre, grande umiltà, fare sempre quello che c'è da fare. Questo è quello che secondo me sta mancando, e che speriamo che già stasera qualcosa si veda in meglio, considerando i tanti che verranno testati e che sicuramente dovranno mostrare di essere competitivi e di poter ambire a giocare in prima squadra. Poi stasera io ho una mia teoria personale, che Conte cercherà in tutte le maniere Vuole uscire. Lo dicevamo prima. Dipenderà da quello tanto oggi. Però spero che poi non fai la fine dell'anno scorso, che su quella vittoria infatti. ti sei congelato e tutto il resto. No. Tutt'altro. Ovviamente il tema Pisacane è centrale poi anche in queste settimane, in questi mesi e tutto, perché già dall'inizio, ma lo disse lo stesso Giulini in conferenza stampa, vi ricorderete, no? Se il Cagliari farà benissimo sarà tutto merito di Pisacane, se il Cagliari farà male la colpa sarà mia, che l'ho scelto, no? E quindi sapeva già perfettamente la società all'epoca quelle che poi sarebbero state le possibili difficoltà di mettere sulla panchina di un club di Serie A un allenatore alla sua prima esperienza tra i grandi. Io ribadisco anche il fatto di sottovalutare l'aspetto che Pisacane non abbia mai fatto il collaboratore tecnico, se non per qualche mese con Liverani nella disgraziata prima parte di stagione 2022-2023. Poi per il resto ha sempre avuto la responsabilità, perché evidentemente è stato sempre, no, riconosciuto anche dal club come un possibile allenatore di grande carisma, di grande leadership e poi di grande potenziale, cosa che è stata dimostrata ampiamente con le salvezze in primavera e poi soprattutto con la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno. Ora ti chiedo, il Cagliari ha fatto una scelta di campo precisa, cioè il Cagliari poteva tranquillamente rinnovare Nicola, poteva andare a prendere un altro allenatore in questa estate, no? Ci sono stati diversi abboccamenti, sappiamo di Gotti, sappiamo di Baroni, sappiamo di Vanoli, insomma sono stati diversi nomi in ballo, eppure il Cagliari ha scelto di puntare sull'allenatore che aveva già in casa, che si era già in qualche modo allevato in primavera. Questo aveva fatto il Genoa con Gilardino qualche anno fa, senza stare senza andare molto lontano. E ora il Cagliari si trova nel vero primo momento difficile di questa stagione. Quanta può essere la tentazione sia da una parte che dall'altra, cioè la tentazione o di andare dritti per la propria strada per non dover in qualche modo sconfessare il progetto iniziale, cioè io ho puntato su Pisacane, serve pazienza, serve tempo, bisogna dargli la possibilità di sbagliare,
Oppure ci può essere la tentazione invece di, no, sapete cosa c'è? Tabula rasa, ripartiamo da zero, prendiamo il Gotti di turno e andiamo a finire la stagione e poi l'anno prossimo si vedrà. Io dico la mia su questo, prima di sentire la tua. Secondo me se si continua così, cioè che ogni anno cambia l'allenatore, anche se arriva allo stadio, secondo me non pensiamo di arrivare a raccontare l'Europa nel breve termine. Cioè, ma vale lo stesso se fosse rimasto Nicola o se ci fosse stato Gotti dall'inizio, cioè giusto per fugare i dubbi dal fatto di Pisacane o meno. Cioè, perché per me questa costante voglia di far fuori il capo espiatorio di turno, sinceramente, per me non porta a molto. Poi credo che i risultati lo abbiano anche dimostrato negli anni. Secondo te c'è questa doppia tentazione? E secondo te tra le due qual è quella più rischiosa? Allora, secondo me la tentazione in questo momento non c'è di cambiare allenatore. Non c'è perché paradossalmente il 21 dicembre, il 22 adesso non mi ricordo, sono confuso, con la partita con Pisa si chiude un capitolo del Cagliari. Fino a quel momento, secondo me, Pisacane non rischia e non c'è nessuna tentazione di cambiarlo. Io poi personalmente la penso in maniera diversa da te. Non è l'allenatore il ruolo chiave nell'organigramma societario. Il ruolo chiave è quello del direttore sportivo e del direttore generale. Il direttore sportivo in particolare, guardati cosa è successo a Bologna. Guardati cosa è successo a Bergamo. Guarda cosa è successo a Firenze finché Pradè non è stato messo in discussione. Il direttore sportivo vale più di un allenatore, perché è lui che ti permette di avere il progetto, è lui che ti permette di mettere il tassellino Resu qui, perché poi metteremo il tassellino Boi, perché poi metteremo il tassellino di Leonardo. È lui che costruisce il progetto. L'allenatore è una parte del progetto. Tornando a Pisacane, io al momento non lo cambierei. Non lo cambierei assolutamente. Gli darei ancora la possibilità di sbagliare fino alla partita col Pisa. Quello è l'esame, quello è il test. Poi si vede. Poi non è che ci sia tanto in giro, diciamoci la verità. Esatto. Perché tu hai citato Gotti, ti aggiungo perché Giampaolo. l'ho visto l'altro giorno a Sky, come si chiama, alla Gran Gala del Calcio, per quello mi è venuto in mente poi anche Gotti, abbastanza fresco, diciamo. Ti aggiungo Giampaolo, che sono poi la staffetta dell'anno scorso a Lecce. Metti anche Cioffi. Cioffi, bravissimo. Cioffi, ma veramente pensate che Cioffi possa essere un allenatore? No, parliamo di disponibili. Parliamo di disponibili, non sto facendo dei nomi, lo preciso, lo sottolineo. Non sto dicendo che io vorrei Giampaolo al Cagliari, sto dicendo quelli che sono disponibili. Ne vedo pochi. Quindi forse il problema sarebbe più intervenire a gennaio sul mercato, e qui secondo me rientra in ballo anche quella che è la proprietà entrante. Vuole intervenire soltanto sullo stadio o vuole anche dare una mano dal punto di vista della gestione sportiva. Ci sono tante variabili anche da quel punto di vista che secondo me in questo momento rendono complesso qualsiasi cambio e anche complesso ipotizzare altri scenari, qualsiasi scenario. Perfetto. Allora, Giuseppe, ti giro la donazione di Magico Cagliari, che ringraziamo. Buongiorno signori, i caffè li offro io oggi. Oggi faremo una buona partita e spero che i vari Chiliksoi, Cavoti e Rodriguez dimostrino di meritare spazio. Allora ti giro proprio su questo. Stasera è una partita dove anche il Napoli farà turnover, si parla di 8 assenze, però oggi è una grande occasione per vedere in campo dei giocatori, tre su tutti, Chiliksoi, Cavoti e Rodriguez, che hanno avuto molto meno spazio rispetto Cavoti magari no, però Chiliksoi ci si aspettava sicuramente di più e Rodriguez magari qualche minuto. È stato chiesto più volte in conferenza stampa, quasi omologata come domanda, la domanda su Chiliksoi. Però oggi è una grande occasione. Al di là del risultato, dicevamo prima, serve una prestazione. Capire, è ovvio che è una partita
non ti dice la condizione, però ti fa capire come sono inseriti anche all'interno del gioco che vorrebbe Pisacane. Quindi cosa ti aspetti stasera dal loro tre e in generale dal Cagliari stasera, proprio nella sfida contro il Napoli, come lab in vista della Roma? Allora, Rodriguez è proprio un alieno assoluto, più di Kirixoi, non sappiamo ancora cosa sia e cosa non sia, perché proprio non l'abbiamo mai visto e purtroppo da quando dal Covid in poi non fanno più entrare i giornalisti agli allenamenti, le informazioni su di lui A sono... Cagliari anche prima del Covid. Non so Sì, a Pisa, però a Cagliari no, da molto prima del Covid. qui Pisa, Firenze, ma anche la vicina Genova, Empoli, diciamo che la chiusura arriva, siamo ancora in lockdown da questo punto di vista. Ecco. Quindi Rodriguez è un elemento tutto da valutare. Cavoti, io le avrei già dato qualche possibilità in campionato. Oggi lo vediamo, le partite che ha giocato in Coppa sono sempre state positive finora. È un ragazzo che ancora non ha una collocazione tattica ben precisa, ma che se non gioca non la troverà mai, ecco. È un giocatore che tecnicamente, l'abbiamo visto anche quest'estate a Ponte di Legno, i numeri sembra averli, bisogna vedere se regge il ritmo quello lo testi soltanto sul campo. Kirixoi, signori, io mi permetto di dire una cosa: il fatto che un giocatore di 20 anni, che è un professionista, e non è un professionista da oggi perché è uno dei prospetti a cui hanno fatto il contratto da professionista in Turchia dall'età di 16 anni, non sia ancora in forma, non ci credo più. Non credo più che possa essere ancora fuori forma. O c'è un problema da un punto di vista sanitario che lo sta rallentando, oppure non è un professionista. Signori, cioè, anche questa è una cosa che il Cagliari farebbe bene, secondo me, con maggiore linearità a chiarire. Non regge il discorso che dopo 3 mesi un ragazzo di 20 anni non sia ancora in forma. O è in forma o non è in forma. O è scelta tecnica o c'è un problema di salute, perché altrimenti non si spiega. Cioè, se mi metto anch'io 4 mesi a allenarmi tutti i giorni, non gioco una partita, ma 7-8 kg li perdo, forse anche 9. Lui, con l'intensità con cui lavora un professionista e tutto il resto, è inspiegabile. Mentre regge, perché chi è stato all'estero, chi è entrato in giro, chi è stato fuori sa che il discorso della lingua è molto importante. E quello che non capisce la gente è che in campo poi, quando sei durante la partita, non c'hai Google Translate che ti permette di capire quello che sta dicendo il Pisacane o ancora peggio il compagno. La storia della forma fisica di Kirixoi, signori, non regge più. E ripeto, mi farebbe piacere che il Cagliari la chiarisse qual è il motivo. Magari lo scopriamo a gennaio perché torna in Turchia, ecco, sto ipotizzando. È il suo mese dicembre, necessariamente deve essere il suo mese, in un modo o nell'altro, cioè sia che giochi sia che non giochi, perché poi tendenzialmente se non gioca serve liberare il posto per uno che arrivi perché tanto Belotti non ce l'hai fino ad aprile, quindi è inutile anche stare lì E sei ottimista ad aprile? No, ma dico, cioè, per bene che riprende gli allenamenti ad aprile, poi entrare in campo ovviamente serve poi anche il tempo di adattamento, però secondo me, guarda, c'è un commento interessante che è questo di Isidor che dice: è un pesce fuor d'acqua nel calcio italiano, c'è anche il problema della lingua, c'è un hype su questo ragazzo assolutamente ingiustificato. Ecco, su questo discorso dell'hype mi trovo molto molto d'accordo, cioè che sia un giocatore potenzialmente molto forte, credo che lo diciamo quest'estate, Giuseppe, quando siamo visti a Ponte di Legno, quando ci guardavamo i video nel telefono, no? Che diciamo, ma questo sembra un giocatore vero, cioè perché ha colpi, ha movimenti e tutto. E bisogna sempre ricordare il discorso del campionato turco, poi c'è un campionato estremamente offensivo rispetto a un campionato tattico come quello italiano, che sia sovrappeso lo si vede nelle foto, cioè non c'è molto da dire. Guardatevi
le foto di quando era al Besiktas, di quando fece i 16 gol o 13 gol, quanti ne ha fatti quell'anno là, guardate quanto è asciutto qua, quanto è asciutto qua, quanto è asciutto nelle gambe, quanto è asciutto nei polpacci, quanto è asciutto nei quadricipiti, e guardatelo ora, ok? Poi, cioè, io spero, mi auguro veramente che stasera giochi, faccia 4 gol e non esca più dal campo, ok? Perché così almeno abbiamo una risposta e ci togliamo da questa schiena, dalle spalle, questa scimmia gigantesca data da perché non gioca, deve farlo giocare, bla 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 bla. Okay, sì, così, poi fattu, ci togliamo un problema. i Io complottisti sono il primo a dirlo, ok? poi almeno tacciono i Bene. complottisti che iniziano sui social a parlare del fatto che non gioca perché ci sarebbe un contratto per cui il Cagliari deve pagare di più, delle cose da fuori di testa. Se gioca Pavoletti e non gioca lui per più tempo, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Lo voglio capire. È così folle che è un allenatore che è all'inizio e tutto come Pisacane, che non ha neanche tutta questa autorevolezza incredibile. Se gioca Pavoletti e non gioca il ragazzino turco, con uno che ha sempre fatto giocare i giovani in carriera, non lo so. Però il Cagliari da questo punto di vista deve essere più lineare con noi Senza in dubbio, stampa senza e con dubbio, i senza tifosi, dubbio. perché sono cose che dovrebbe chiarire. Cioè, la risposta di Pisacane, voi gliela mettete ogni venerdì, Sì, omologata. è proprio Ma io le ho la viste le domanda partite in fissa. Under 21, gioca da fermo come gioco io, come ho giocato io ieri sera a calcetto con gli amici. Ragazzi, solo che lui ha 20 anni, io ne ho 41 e fa il professionista, fa il calciatore professionista. Non è che la colpa è sua, la colpa è di tutti, però non può essere soltanto la colpa di uno. E quello che io contesto nelle varie cose è questo, che la colpa è condivisa, non può essere di uno. Se non può essere soltanto di uno, e anche se della no, popolazione, cioè, non può essere soltanto sul suo perché si butta, che ha scoperto lo spaghetto e gli piace lo spaghetto. Cioè, è un giocatore. Io dico sempre sul nutrizionista, ma non gli hanno messo un nutrizionista. Sì, ma il nutrizionista non vive con te, non vede con te ogni giorno come mangi. Io sono seguito da una nutrizionista e non ce l'ho sempre in casa, tant'è che ogni tanto, per fortuna, no? Ogni tanto sgarri. Cioè, se lo faccio io, penso che lo faccia poi anche un giocatore di calcio che avrà sicuramente tantissimi problemi di ambientamento, perché se no, ragazzi, lo si vedrebbe sempre scherzare con i compagni, lo si vedrebbe anche, cioè, il riscaldamento durante l'intervallo è abbastanza indicativo, e anche su quello che poi sono tutti i vari equilibri, ecco, all'interno dello spogliatoio. Quindi, insomma, vabbè, comunque. vedremo. Per chiudere, vedremo. Giuseppe, grazie, davvero, ti abbiamo rapito, esatto, ti abbiamo ti portato abbiamo via rubato, un sacco di tempo tutta questa mattina, però ripeto, secondo me era fondamentale cercare di fare un focus sulla non parlare sulla soltanto salvezza. sempre di Cagliari, perché Certo. poi alla fine se no siamo qui che no, continuiamo a ripetercela, no, ma bisogna fare così, se serve fare così e in quell'altro modo, e quindi insomma serviva. Ti fai l'ultima domanda, che era quella di questa qua di Gate 075, che chiede se possiamo annoverare secondo me davvero poi la Fiorentina come concorrente per la retrocessione. Sarebbe clamoroso avere la Fiorentina e non la Cremonese. Voi pensate che la Cremonese arrivi in Europa? Vi chiedo, sta commentando, cioè, giusto per capire, perché se la Cremonese, io prevedo un crollo prima o poi, perché cioè, è evidente che prima o poi inizieranno anche a prendere le misure anche alla Cremonese, cioè nel senso che se tu sai che gioca in quel modo eviti, no, di complicarti la vita, perché mi pare che in questo momento la cosa più semplice che stia facendo la Cremonese è unicamente sfruttare l'errore che commette l'avversario che prova a giocare, quindi non è che ci sia una grandissima idea di calcio su questo, ma ripeto, è lo stesso che vedevamo l'anno scorso a Cagliari e non andava bene. Quest'anno evidentemente va bene, ma perché? Perché stanno facendo punti, perché hanno 17 punti, perché se anche il Cagliari avesse 17 punti, probabilmente molte cose sui casini tattici e via dicendo di Pisacane magari si riuscirebbe anche a soprassedere. Domanda, secondo te la Fiorentina resta là? Ne parlavamo ieri in privato, tra l'altro. La Fiorentina secondo me sì, la Fiorentina è da considerarsi una concorrente per la lotta alla retrocessione.
per tutto quello che abbiamo detto prima, per il contesto ambientale, per le difficoltà dei giocatori, per una rosa comunque costruita male. Ha la forza per uscirne, assolutamente, però in questo momento è quello. Dato che sottolineava Luca del fatto che alla 13ª nessuna squadra si sia mai salvata non avendo ancora una vittoria, ha un significato, ha un'importanza, ha un peso. A Firenze lo tengono in grande considerazione. Anche ieri pomeriggio parlavo con te, parlavo con altri colleghi di Firenze, cioè, viene tenuto in forte considerazione. La Fiorentina c'è, è lì in quella lotta, deve uscirne fuori. Ed è un concorrente imprevisto e antipatico. Ecco. Alquanto Vedremo. scomodo, direi anche. Cioè, a me sempre più ricorda la Fiorentina di Effenberg e Laudrup, perché era una squadra fatta per l'Europa, fatta per Battistuta, Baiano, una squadra, Massimo Orlando, insomma era una squadra sicuramente cioè, che non valeva poi la retrocessione, come invece poi a fine campionato arrivò, e soprattutto quello che ti dicevo ieri, Giuseppe, in privato, secondo me è fatta da giocatori che non sono abituati alla lotta, e soprattutto alla lotta per questo tipo di obiettivi, perché se va a vedere Fagioli ha sempre giocato alla Juve, Ken ha sempre giocato, tolto quell'esperienza a Verona, per il resto ha sempre giocato in squadre che dovevano fare bene, vincere e quant'altro. Alla fine banalmente è Piccoli, forse è l'unico che ha dovuto mangiare il pane duro. L'altro è Nicolò Sicaviglia che non lo stanno facendo giocare. Ecco, esatto, abituato per non retrocedere. Pablo Mari quando era al Monza, ecco, però aveva un'esperienza diversa. Ieri, proprio mentre poco dopo che abbiamo fatto una chiacchierata insieme, mi è arrivata sul desk un'intervista a Stefano Cuoghi, ex centrocampista che è stato qui a Pisa, che è stato del Parma, ha fatto una gran bella carriera. E lui sottolineava questo. Ricordava quell'episodio della Fiorentina di Effenberg, Laudrup e Battistuta che va in Serie B, e sottolineava come sia difficile per chi non ha quella testa trovarsi a lottare per la retrocessione, che è un altro mondo, è un altro modo di ragionare. Così come spesso succede il contrario, che ci sono le squadre che hanno l'esploit, cioè avrebbero anche le possibilità, in alta classifica gli tremano le gambe. Io sono convinto che per esempio al Cagliari di Maran siano tremate le gambe, ma questa è una mia convinzione personale, per carità. Devi ragionare, devi muoverti in maniera differente ed è difficile ed è complesso la gestione. Quindi, secondo me, ripeto, la Fiorentina è purtroppo un concorrente in attesa e difficile, ma è lì. È una squadra che deve salvarsi, anche perché per tornare in Europa dovrebbe fare un numero tale di punti, signori miei. No, ma che è impensabile. O vince la Conference. Esatto, è più facile vincere la Conference. La Conference, ma guarda che il casino che sta succedendo in campionato sta condizionando anche moltissimo la Conference. L'ultima partita ne dà dimostrazione. Perso con Like in casa. Like è una buona squadra. Sì, però calcio greco e calcio italiano sono i peggiori del panorama europeo dal punto di vista dello spettacolo. Tu dici, cioè, è tanto bello la Ligue 1 arrivata al senso. Pensa un po'. Va bene, Giuseppe Boi, grazie davvero di essere venuto stamattina con noi, di questa bella chiacchierata. Ci vediamo presto. Un abbraccio. Alla prossima, grazie a voi. Ciao, Giuseppe. Ciao. Eccoci qua. Allora, in attesa. Nel frattempo fate da bravi nei commenti, che ho visto perché ho visto che c'è un po'. Fate da bravi, non arrabbiatevi, che è mercoledì mattina. È un mercoledì. Ed è un mercoledì lungo, poche ore. È ancora lungo. Oggi è lunghissimo. Pensate come un'altra donazione anche, editore, grazie. Sull'imbarazzo del DS, Masserto della Bologna praticamente a carta bianca, cosa che Angelozzi a Cagliari. Più che altro a Bologna sono diversi direttori. Esatto. Che sono operativi anche dal punto di vista calcistico, perché il Bologna. C'è anche Di Vaio, attenzione. A Di Vaio, a Sartori, cioè, e tutti lì fanno calcio, sono figure che hanno giocato, che hanno esperienza in questo mondo e altro. Il Cagliari ha una dirigenza diversa da quel punto di vista. Ma il discorso di Angelozzi, cioè,
adesso poi ripeto, poi vedremo quando arriveranno, cioè quando effettivamente si presenteranno questi nuovi investitori americani e tutto, se ci saranno risposte, informazioni anche dirette su quella che poi vorrà essere la gestione del club, non solo dal punto di vista economico, ma puramente anche dal punto di vista sportivo. Io non mi stupirei se, ma era stato anche già detto questo, se arrivasse un nuovo direttore, ma non al posto di Angelozzi, ma per fare squadra con Angelozzi, perché Angelozzi, ricordiamocelo, che a Frosinone aveva un'altra figura, che era quella di Piero Doronzo, che lo aiutava in questo. Cioè c'era chi aveva i compiti di mercato, chi di gestione societaria e chi poi invece aveva il polso della squadra. A Cagliari invece c'è Angelozzi da solo, quindi io non mi stupirei se magari chissà anche nei prossimi mesi venisse integrato lo staff dirigenziale con un'altra figura, ok? Chiamatelo come volete, chiamatelo club manager, chiamatelo, insomma, tanti nomi oramai in inglese, puoi dire di tutto con una formuletta e via. Però, ripeto, non mi stupirei se ci fosse questo. In attesa di avere il collegamento con Luca Cerchione, Luca Di Leonardo, ci ascoltiamo l'estratto di Pisacane di ieri, così nel frattempo lo prendiamo un po' di tempo, ok? Sì. Mandiamolo. Come la nostra che non vince da 2 mesi è normale che deve fare qualcosa in più. Come dico spesso, a partire da noi. Sono stati momenti della gara a Torino dove abbiamo difeso bene di squadra, ci sono altri momenti dove l'abbiamo fatto meno bene. Ed è un peccato perché contro queste squadre non puoi sbagliare nulla. Ma intanto, ripeto, ci siamo concentrati su quello che non è andato a Torino. Sicuramente a volte non è sempre il tecnico tattico che viene a mancare, ma è anche un qualcosa che viene dal profondo. È normale che quando si vuole ritornare a vincere, come dicevo prima, c'è bisogno anche di mettere qualcosa in più da un punto di vista proprio di furore. Ribaltare questo momento dipende da noi, da quanto poi lo vogliamo veramente, ed è evidente che a Torino quello che abbiamo fatto non è bastato. Ma servirà una grandissima partita da parte di tutti, servirà quella compattezza per 100 minuti che non abbiamo visto a Torino, e serve qualcosa che ci permette di ritornare a fare il risultato, anche perché ogni partita, quando parlo di risultato parlo di vittoria, ogni partita ci può avvicinare. È un'opportunità sicuramente per ritornare alla vittoria. Vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi si allenano benissimo durante la settimana con grandissima intensità, però ripeto, evidentemente questo non basta, c'è bisogno che si tira fuori qualcosa in più. Follorush e Palestra rimarranno qua perché hanno dei piccoli acciacchi e non vogliamo rischiarli. Oltre a questi ci sono Mina, Zepedro, Mazzitelli, ritorna Rog che aveva fatto un lavoro impersonalizzato. Sicuramente domani sarà anche l'occasione non per fare turnover ma mettere qualche giocatore dentro per vederlo anche all'opera. In una partita del genere possiamo anche capire poi quali sono in questo momento le aspettative che tutti vediamo in questi ragazzi, ecco, per cui sicuramente domani sia Kilixoi che Rodriguez potrebbero partire dal primo minuto. In porta sicuramente ci sarà Caprile perché, ripeto, al netto di tutto però sappiamo il valore di questa gara, sicuramente ci teniamo a fare bella figura ma poi ci teniamo a passare il turno. Queste le parole di Fabio Pisacane in una semi-conferenza stampa, perché in realtà non è stata una conferenza stampa, perché non c'era la stampa, una simile conferenza stampa, diciamo così. E chiediamo un po' a Luca Cerchione cosa ne pensa. Com'è il momento del Napoli soprattutto e cosa ci dobbiamo aspettare stasera dalla squadra di Conte, che dici? Eccoci qua. Ragazzi, ciao Luca, ben trovato. Grazie mille per l'invito. Ciao. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Grazie a te, Lu. Come stai? Tutto a posto? Beh,
Bene, sì, abbiamo appena chiuso One Football Club, è stata una puntata serena, abbiamo avuto Giovanni Cobolli Gigli, Marco Piccari e un collega della Rai, quindi adesso siamo qui per parlare di Napoli-Cagliari, ecco. Ti chiedo da subito, Lu, ho visto dalle probabili formazioni, insomma, che il Napoli dovrebbe fare ampio turnover, si pensa addirittura 8 giocatori diversi rispetto alla vittoria contro la Roma. Dall'altra parte c'è un Cagliari che necessariamente farà turnover, non ampio turnover, ci sarà la possibilità comunque di far giocare magari chi ha avuto meno minutaggio nelle prime giornate di campionato. E ti chiedo come sta il Napoli dopo questa vittoria a Roma. Turnover, si sa che Conte, insomma, con le coppe non ci va tanto d'accordo. Insomma, qual è la situazione lì a Napoli? Allora, è chiaro che il Napoli ha attraversato una crisi certificata anche dallo sfogo di Mister Conte in conferenza stampa post Bologna-Napoli. Da quel momento in poi però c'è stata la pausa per le nazionali lunghissima, dove è successo di tutto in casa Napoli. Al ritorno in campo con l'Atalanta abbiamo visto un Napoli dal piglio diverso, tre vittorie di fila con 6 gol fatti, uno solo subito. I 6 gol fatti sono un campanello importante in casa Napoli, visto che il Napoli veniva dalle 4 partite precedenti con un solo gol fatto e 0 tiri in porta, quindi questo ci fa capire quanto il Napoli abbia svoltato, e in questo caso bisogna fare i complimenti a tutti, sia al mister che ai ragazzi. La crisi sulla carta è passata, ma non sappiamo se il Napoli sia realmente interessato a portare avanti il pensiero della Coppa Italia. Sono già tanti gli obiettivi stagionali per il Napoli, quindi magari stasera oltre a un ampio turnover bisognerà capire quale sarà la mentalità con cui scenderanno in campo gli azzurri. Perfetto. Ti giro subito una domanda di un nostro utente che ci chiede: che cosa temi del Cagliari? Cosa può temere il Napoli dal Cagliari nella sfida di stasera? Allora, io temo del Cagliari il fatto che per il Cagliari potrebbe essere realmente un obiettivo stagionale perseguire il cammino in Coppa Italia, mentre per il Napoli no, e quindi ne faccio una questione anche di motivazioni. Potrebbe essere un Cagliari sicuramente più motivato del Napoli, e questo mi spaventa sinceramente, perché l'anno scorso il Napoli è uscito male dalla Coppa Italia, non so se ricordate, ci fu quella sorta di protesta di Conte con 11 undicesimi cambiati rispetto alla gara di campionato, che volevano sottolineare il fatto che la società dovesse darsi una sveglia dal punto di vista del calciomercato a gennaio, perché Conte non aveva rincalzi, e il Napoli uscì male dalla Coppa Italia nella passata stagione. Quindi a me farebbe piacere, ecco, passare il turno oggi e magari approcciare a questa competizione con un po' più di serietà rispetto a come fatto in passato, nel recentissimo passato. Fra? Sì, no, guarda Luca, la domanda ovviamente è quella, perché la tentazione sembra essere, no, di ripetere, cioè che Conte potrebbe ripetere quello stesso, cioè quanto è successo l'anno scorso, a maggior ragione che quest'anno c'è anche la Champions, visto che non c'è solo il campionato come un anno fa. Secondo te invece quanto cambierà il Napoli rispetto a quanto ho visto in campionato? È vero che era solo la seconda giornata, quindi sono passati tanti mesi, è cambiato tanto anche il Cagliari, non c'è più De Bruyne, non c'è neanche Lukaku, quindi insomma sicuramente sono due squadre diverse. In cosa potrebbe essere ancora più performante, ecco, la squadra di Conte stasera? E dal punto di vista dell'intensità, perché abbiamo visto un Napoli che soprattutto contro la Roma, che fa dell'intensità la sua più grande dote. Anzi, io mi sono permesso di dire che forse la Roma sia la squadra italiana, ovviamente solo per intensità, più inglese di tutte, e lì secondo me il Napoli ha dimostrato di saper competere sul livello dell'intensità, cosa che fino a prima della sosta con sbotto di Conte non era mai accaduto. Quindi secondo me il Napoli, ecco, può dare di più rispetto a quando ha già incrociato il Cagliari, proprio da questo punto di vista. Poi se è vero, come è vero, che ci saranno tanti cambi, addirittura si parla forse di addirittura 8 calciatori diversi rispetto a quelli che sono scesi in campo contro la Roma domenica sera, mi aspetto anche da parte di questi, così come ho detto prima per il Cagliari, la motivazione di dimostrare di essere all'altezza della situazione.
Luca? Ti chiedo allora, Conte ha cambiato modulo, parliamo ancora di modulo, però diciamo che ora è quasi un 3-4-3, diciamo che gli esterni, Neres e Noah Lang, sono stati presi in considerazione, insomma, mi pare che stiano performando. Neres soprattutto a livello realizzativo sta andando bene. Questo è coinciso forse con, non so se sia momentaneo, se non sta benissimo, col fatto che Politano non sia più così titolare come è stato praticamente sempre, non solo con Conte. A quel punto oggi c'è di nuovo in campo, ci sarà probabilmente Politano, ci sarà Luca, ci sarà Elmas, Spinazzola, Beukema, Savic per forza, presumo, perché comunque Meret non recupera ancora, giusto? Perché anche No, Contini non ci sarà. Contini è Forse infortunato, anche Contini. no, Contini ha recuperato. Contini ha Ah, ok, recuperato. ok. Si era rotto un dito prima di Meret, un paio di settimane prima, quindi Infatti. Nikita ha recuperato, però c'è qualcuno che vocifera della possibilità di vedere addirittura Ferrante in campo stasera. Secondo me è una chance da non sottovalutare. Io gliela darei al ragazzo, perché il Napoli sappiamo che ha investito su questo ragazzo e ci crede. Se poi deve essere un ragazzo che viene fatto crescere e lanciato nel calcio dei grandi, salvo poi regalarlo, come è successo con Caprile al Cagliari, non lo so. Però potrebbe essere un'alternativa stasera. Mi hai chiesto di Politano. Allora, Politano Sì. non perde assolutamente i gradi del titolare. Politano è il prototipo del calciatore di Antonio Conte, ma è chiaro che in questo momento Politano ha anche bisogno di ritrovare brillantezza, quella brillantezza che era mancata ad esempio anche a Giovanni Di Lorenzo. Sono stati i due calciatori più sfruttati da Conte, visto e considerato che per Di Lorenzo non c'è un vero sostituto in rosa, perché Conte non prende in considerazione Pasquale Mazzocchi e comunque non lo ha nella lista Champions, quindi potrebbe far rifiatare il capitano solo in campionato e Coppa Italia. Per Politano invece c'è l'alternativa, e c'è una grandissima alternativa, che appunto si chiama Neres. E allora, fin quando Neres è in forma e Politano lo sto recuperando, mi metto nei panni di Conte e dico: lasciamo in campo il brasiliano. C'è un'altra domanda interessante, perché Gianluca dice: il Cagliari ha più napoletani del Napoli, ci sarà voglia di dimostrare qualcosa da parte ovviamente dei Sì. giocatori del Cagliari che giocheranno stasera allo Stadio Maradona? Tra l'altro Caprile dovrebbe partire titolare, quindi grande rientro da parte del portiere, insomma. I scettici vedranno la differenza tra Caprile, che è un portiere silenzioso ma di grandissimo spessore, e quelli che in questo momento ci sono al Napoli. Io non è che voglio criticare, però se ho la possibilità di avere un talento che mi sono cresciuto in casa, mandandolo anche a giocare in giro, italiano, giovane, col fisico idoneo per poter fare il portiere in Serie A, bravo, non capisco perché poi debba andare a spendere 22 milioni per andare a prendere ad esempio l'ex portiere del Torino, con tutto il rispetto per l'ex portiere del Torino. Poi Savic ti para 2 rigori, regala di fatto 4 punti a Mister Conte, e allora dice: vabbè, ha avuto ragione lui nel bilancio. Però io guardo anche in avanti e dico: forse più che spendere 22 milioni nel ruolo del portiere, mi sarei tenuto l'ottimo Elia Caprile, e quei soldi lì li avrei spesi ad esempio sul terzino che tanto il Napoli ha cercato, ovvero sia Wallu Sanchez, che avrebbe fatto sicuramente in questo momento molto comodo al Napoli per il discorso di cui sopra. Perfetto, Fra? No, guarda, l'ultima è ovviamente sulla formazione. Non ci sono molte altre, perché noi a Cagliari, provare a indovinare il Cagliari, se guardi cartacei, siti, TV, ognuno ha una formazione diversa, perché oltre quei 3-4 nomi che ha fatto Pisacane, e poi tutto il resto è a libera interpretazione. Sappiamo che ci sarà una buona parte di titolari, più alcune seconde linee, però ecco, già azzeccare l'11 del Cagliari è praticamente impossibile. Quello del Napoli? Allora, l'11 del Napoli lasciamo per il momento Milinkovic-Savic in porta e teniamo buono il 3-4-3 delle ultime settimane. La difesa a 3 dovrebbe essere composta da Beukema, Juan Jesus ed Olivera, quindi facendo riposare sia Buongiorno che Rachmani. Sarebbe stata la gara di Marianucci, ma purtroppo è squalificato. Centrocampo a 4, i due esterni dovrebbero essere da un lato Pasquale Mazzocchi, a destra ovviamente
e a sinistra ci dovrebbe essere il ritorno di Spinazzola, fermo da oltre un mese. Al centro dovrebbe giocare ancora Stanislav Lobotka, e qui c'è, diciamo, il primo dubbio di formazione, perché è chiaro che questa è una partita che avrebbe potuto vedere un Gilmour, che però l'altro ieri si è operato. Quindi non credo che Conte voglia schierare ancora McTominay. Mi tengo buono quindi a questo punto il possibile innesto di Vergara dal primo minuto. Vergara che però potrebbe giocare nel suo vero ruolo, che è quello dell'esterno d'attacco. A destra sicuramente vedremo Politano, centrale al 99% vedremo Lucca all'1% e la possibilità di vedere Ambrosino, e a sinistra c'è la possibilità di vedere uno tra Elmas e Vergara. L'altro ovviamente andrebbe a dare poi di fatto il cambio a Vergara. Se dovesse essere Vergara all'esterno d'attacco, allora Elmas potrebbe giocare a centrocampo e viceversa. Questo potrebbe essere l'11 del Napoli di stasera. Molto bene. Mi sembra comunque un 11, Luca, Sì, infatti, abbastanza performante, dai. Sì, è sicuramente un 11 all'altezza di poter portare avanti il discorso Coppa Italia, almeno nella sfida di oggi, che vede un Cagliari allo stesso modo leggermente rimaneggiato, no? Perché credo che l'obiettivo stagionale del Napoli sia la salvezza, non di certo la Coppa Italia, quindi un po' di turnover sarà fatto anche da Pisacane. Questo Napoli qui può battere il Cagliari, ma ripeto, l'ho detto a inizio intervista, il problema è capire la volontà, quanta voglia c'è di portare avanti il discorso Coppa Italia da parte dei calciatori del Napoli, quindi di conseguenza come scenderanno in campo e come potranno affrontare e approcciare questa gara. Però una domanda, se me lo consentite, la faccio anche io a voi. Certo. Ma Marco Palestra ce lo date o no? Il Cagliari non ha nessuna voce in capitolo, se non dopo il 30 giugno. Cioè, nel senso, fatto con Caprile, lo riscattate e poi lo mandate da noi. Però, no, ma il problema è che non c'è il riscatto. Non c'è la quota, esatto. Prestito secco, quindi bisogna andare a bussare a Bergamo. Di proprietà della... Ricordiamo, lui totale. Sarebbe tanta roba, ragazzi, sarebbe tanta roba Palestra per il Napoli, anche perché si fa un altro nome in casa Napoli, che è quello di Norton Coffey, nello stesso ruolo. Norton Coffey però è under per quest'anno ancora, l'anno prossimo non sarà più under e sarà anche extracomunitario, quindi se lo mettiamo sul piatto della bilancia, tanta roba anche Norton Coffey, però se posso oggi vado a investire sull'italiano Marco Palestra. Ma nettamente ti posso dire, tra l'altro, cioè, hai visto anche la partita che ha fatto a Torino, insomma, Costi ce lo sta ancora cercando. Certo. Di un potenziale inarrivabile, secondo me, tra i primi 3 top del futuro del calcio italiano, cioè proprio sono d'accordo senza nessun tipo di paragone, cioè neanche lui sa quanto è forte ancora. Non l'ho capito. Quindi, no, ma è molto valido, secondo me può fare veramente bene. Poi lo sappiamo, quando sono così giovani ci vuole un attimo per perdere la cognizione di dove ci si trovi. Però io mi auguro che questo ragazzo possa fare una gran carriera, e soprattutto mi auguro che possa farla magari con la maglia del Napoli. E tra l'altro debuttò a Napoli, perché quest'anno dopo 2 allenamenti lo trovi titolare in Napoli-Cagliari, e aveva fatto comunque una bella partita, per dire che era appena arrivato con 2 allenamenti. Poi via via anche Gallo lo sta ancora cercando a Lecce, che era l'altro giocatore che non ci aveva capito niente in quel primo tempo, però è un giocatore devastante, e sembra, da quel che noi possiamo vedere, che sia comunque un ragazzo con la testa sulle spalle, quindi sa bene quello che vuole. Ha 20 anni ancora. Però li trovi ventenni, insomma, un po'... Maturi, lì hai 20 anni maturi, vedi Caprile, no? Così come tenni e 3 anni che non hanno ancora sale in zucca, ne abbiamo tanti di esempi in Italia. Il più clamoroso, adesso fa il nostro stesso lavoro e si chiama Antonio Cassano, no? Per non voler andare su Balotelli, che potrebbe ancora giocare per una squadra, però restando su chissà perché, chissà perché per qualcuno, ma vediamo dai. Molto bene. Grazie Luca, grazie, ragazzi, davvero Lu, grazie a voi, quando volete sono a vostra disposizione. Grazie mille, un abbraccio, buon lavoro. Ciao Lu, buon lavoro, ciao. Perfetto, ci siamo. Oggi siamo andati un po' più lunghi, però era giusto. In effetti
In effetti siamo Oggi. 11:22, ci siamo, dai. Alla fine, possiamo dirlo, per come era partita la Per mattinata. colpa tua. Sì, scusate, per colpa tua. Per colpa tua. Colpa mia, io stavo dormendo. Sì. Appunto, vedi che stavi dormendo. Va bene. Meno male. Ragazzuoli, come mai chiudete così presto? No, stai zitto, Gianluca, stai zitto. Taci. Tanto ci vede tra un paio d'ore. Taci, Per altre 2 taci. volte, tra l'altro. Taci. Quindi, no, oggi è Esatto. giornata lunga. Posso dire, meno male che è alle 18 e non alle 21. Posso dire almeno questo. Ah, sì. Almeno quello. Deve essere Poi- anche alle 15, così non avrei saltato tutto direttamente. Pre-partita, post-partita, è stato serenissimo. E invece, vabbè, alle 18, almeno per il post-partita mi tocca. Immagina il pianone a Forse- Bergamo per Atalanta-Genoa alle 15. Forse, anche perché ci sono sia Roby che Zizzo, quindi potrei anche tranquillamente oggi guardarvi e insultarvi Via chat. serenamente. Esatto, serenamente. Va bene, quindi stasera post-partita, ore 17. Pre-partita. Aspettare, scusa, pre-partita commenterete le formazioni iniziali, visto che io non ci sono, e poi ci vediamo dopo nel post partita. E commenteremo la partita. Oggi è rapido, cioè voglio un post partita rapido, e fu così che Kilix ne fece 4. Dipende sempre dal Rodriguez risultato. segnò in scorpione e allora Puntato di balletto. Di balletto voodoo. va Va bene. bene, dai. Quindi ci Ragazzi, vediamo ci vediamo alle dopo. 17. Buona giornata. Stasera. Grazie Roby. Grazie davvero. Ci Grazie a vediamo Magico Cagliari, stasera. ben 2 donazioni Esatto. oggi. Spettacolare. Ecologico. Caffè Applausi. e amaro Aspetta. Caffè vediamo. e amaro. Questo. Ho scoperto da poco che c'erano queste cose, adesso che l'ho scoperto. Quali proprio fai spavento. Spera Fai che non si possano inserire anche... No, non c'è il più, vero? Ascolta, no, chiudi. c'è, attenzione. Chiudi questa attenzione. cosa. Chiudimi Attenzione, questa cosa ho diretta. scoperto? No, non gioca, no, Mina, ragazzi, Mina non Signore, non è signore il convocato. bagaglino, esatto. Sì, ma lui, tutta roba sua, tutta roba di... Mitico. il bagaglino Cosa- già l'avrei vista qualche puntata, quando eri Certo, bambino, ragazzi, ragazzi. scherzi, ci mancherebbe. infatti. Chiudiamo questa mancherebbe. diretta per piacere, prima che ci censurino, grazie. Che ci chiudono tutto. Va bene, a stasera. Ciao ragazzi, buona giornata. L'ho vista ieri a Jalapa Show, Pamela Pratti, mi sono recuperato la prima puntata di Jalapa Show di quest'anno e c'era l'intervista di Monica Assetta a Pamela Pratti, quindi ho pensato, ovviamente. Hai Vabbè. visto? Che bei pensieri. Ci vediamo. Salutiamo Ciao. anche Pamela Pratti. Se vuole venire a Buongiorno Buongiorno 131, 130, come, esatto. come tintoria, no? Che se vuole venire, è ospite graditissimo. Era anche benvenuta. Se vuole venire Pamela Pratti, noi la accogliamo volentieri. Va bene, ragazzi, ci vediamo stasera. Ciao ciao. Sigla. Buona mattinata, ciao. Ciao. Applausi. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.